Lettori del Messaggero Veneto, rieccoci qua per toccare qualche argomento, qualche retroscena sull'Udinese, per parlare anche quindi di mercato, un mercato che avevamo detto alle porte la scorsa settimana. Alla fine del girone d'andata ci cominceranno a parlare di mercato di riparazione, di possibili acquisti, ma l'Udinese ci sarà. Io penso che bisogna ragionare intorno all'attacco dell'Udinese, intorno al nome di Stipe Perica, giocatore croato che l'Udinese ha mandato a Frosinone per maturare, che sta giocando pochissimo, ha speso circa 5 milioni prelevando dal Chelsea nel 2016 l'Udinese e adesso vorrebbe avere qualcosa di più da Perica, ma difficilmente lo farà rientrare. Io penso piuttosto che lo manderà in Serie B a maturare, a giocare, forse a Pescara, dove si dice, si parla dell'ipotesi di Pescara, è una soluzione giusta. Vediamo se lui accetterà, vediamo lo scenario. Non rientrerà secondo me in Friuli. Qua si ragiona intorno al mercato e intorno al nome di Felipe Viseu. Vediamo di scriverlo giusto, vero? È difficile scriverlo anche perché l'abbiamo visto giocare pochissimo a Udine. Era un giocatore prelevato dal Flamenco e pagato pure questo circa 5 milioni, tanti per l'Udinese. Siamo 5 più 5, siamo già 10. Lui ha poco spazio, si dice che sia in crescita con Nicola, potrebbe giocare di più, sarà valutato, altrimenti andrà via pure lui a giocare. Ma non arriverà un top, perché il centravanti che ha scelto l'Udinese come titolare è Teodorczyk, il polacco che adesso è ai box, si è operato per un'ernia inguinale, sta cercando di rientrare, nel giro di ritorno dovrebbe essere a disposizione. Questo è il centravanti titolare. Ci sarà spazio al limite per una pedina nel caso Viseu andasse via in prestito, eccetera, e potrebbe essere, l'ultimo nome è quello del tedesco T, penso che si pronunci così, ha giocato nel San Paoli, ha giocato in Olanda, in Venlo, adesso è in Turchia, gioca, non gioca, è in scadenza di contratto, è un giocatore diciamo, non di secondo livello, ma da scoprire pure questo. Quindi praticamente potrebbe essere un centravanti di riserva, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando i turbini di parole, di ipotesi, eccetera, ci travolgeranno e prenderanno il posto delle partite di campionato, che naturalmente il campionato riprenderà, ci sarà una pausa, dal fine d'anno fino al 20 di gennaio non si giocherà. Hai voglia con le parole.